Parliamo di industria e di economia ligure su Babboleo News. Lo facciamo andando ad analizzare il punto di vista di Federmanager Liguria, associazione di categoria qui rappresentata dal suo presidente ligure Marco Vezzani. Ben ritrovato. Grazie. Vorrei iniziare con lei da una riflessione sull'industria in Liguria e a Genova. Dopo un Novecento da protagonista, Genova si è trovata a un bivio e per molti è ancora ferma questo bivio dopo decenni. Diventare una città post-industriale votata ai servizi e al turismo o proseguire il filone industriale seguendo l'innovazione e il cambio che la stessa industria ha marcato in tutto il mondo. Dal suo punto di vista, in questo quadro, dove si colloca oggi Genova? Oggi come oggi il rischio è quello effettivamente di puntare, non so con quanto successo, su un modello post-industriale, quindi accontentarsi del turismo e del porto, con tutte le incognite comunque che anche questi settori hanno, e considerare il turismo come qualcosa di residuale destinato ad esaurirsi. È una scelta, oggi sembrerebbe questa quella prevalente e i dati che noi abbiamo si rischia di perdere tanti e tanti posti di lavoro piano piano. C'è poi, secondo noi, un'alternativa che non sarebbe completamente nuova, perché ci sono esempi di città che questo percorso virtuoso lo hanno percorso. Basta pensare a Nizza, a Milano per certi versi, a Seattle, Boston e tante altre, che praticamente partendo da uno zoccolo tecnologico che comunque Genova ha ancora, perché abbiamo delle realtà ancora di assoluto livello come Fincantieri, Ansaldo Energia, sfrutta il fatto che ci sono adesso delle tecnologie nuove che rivoluzioneranno l'economia italiana, europea e mondiale ancora più di quanto abbiano fatto i computer e i telefonini. Mi riferisco alla robotica, alla cyber security, all'intelligenza artificiale, all'internet delle cose. E Genova è stata bagnata da una pioggia fortunata di investimenti, per adesso pochi ma che aumenteranno. Penso per esempio all'Istituto Italiano di Tecnologia, penso a Leonardo, e noi riteniamo che facendo il massimo sforzo per sfruttare questi nuovi investimenti e costruendo intorno a loro delle piccole e medie aziende, attirando ricercatori che magari potrebbero ritornare dall'estero dove sono andati, e valorizzando naturalmente il territorio, perché turismo e porto non sono affatto antagonisti rispetto a una buona industria, noi riteniamo che Genova abbia la possibilità di cambiare marcia, cambiare senso, rimanendo una bella città e anzi diventando ancora di più bella rispetto a quello che già è oggi. Su Babboleo News siamo in compagnia di Marco Vezzani, presidente ligure di Federmanager a livello regionale. Stiamo parlando del futuro di Genova e della Liguria dal punto di vista industriale. Proprio su questo spunto, il 28 gennaio, come Federmanager Liguria, organizzerete un convegno sul tema dell'industria ligure. Appuntamento dalle 15 alle 19 alla sala Quadrivium, siamo quindi nella zona di Corvetto. Come sarà organizzato questo evento? Che finalità ha? Sì, intanto è più giusto parlare di evento, come ha fatto lei, che rispetto al termine convegno che indica qualcosa di, tradizionale. Noi in realtà discuteremo di questo bivio a cui accennava lei e di cui parlavo io prima, con tutta una serie di protagonisti concreti, reali e in carne e ossa di questa svolta. Ci saranno intanto i protagonisti, quindi una serie di imprenditori che stanno investendo in queste nuove tecnologie. Ci saranno i rappresentanti di Leonardo, ci saranno i rappresentanti di CGIL e Cisle UIL, perché noi riteniamo che anche i sindacati dei lavoratori devono cambiare e dare il loro contributo a questa svolta che riteniamo ci possa essere. E partiremo da dei dati molto concreti e anche piuttosto impietosi che dimostrano quello che dicevo all'inizio, cioè che andando avanti così avremo una lenta emorragia di posti di lavoro, nella speranza di diventare una specie di Disneyland italiana, che non credo sia possibile peraltro, mentre invece nella seconda parte cercheremo di dimostrare attraverso la voce dei protagonisti di come questa alternativa, virtuosa, volta a cavalcare le tecnologie dell'intelligenza artificiale sia possibile
e possa portare a tanti posti di lavoro che sostituiranno quelli che non ci saranno purtroppo più. Parlando di industria a Genova in Liguria non possiamo non fare un riferimento ad Ansaldo Energia, uno dei capisaldi anche storici del nostro territorio. Recentemente l'azienda è stata attaccata da qualche sindacato per l'eccessivo numero di dirigenti, ritenuto una delle cause delle difficoltà di Ansaldo Energia. Con un comunicato stampa voi avete smentito come Federmanager questa ricostruzione. Quali sono i punti che non ritornano di questa accusa mossa da alcuni sindacalisti? Intanto noi non condividiamo questa analisi negativa della situazione di Ansaldo e anzi riteniamo molto pericoloso diffondere notizie che indicano uno stato di salute peggiore di quello che in realtà è. Poi per quanto riguarda i numeri parlano chiaro. In industrie simili ad Ansaldo la media dei dirigenti è il 2,5, in Ansaldo è il 2,3. Aggiungo ancora che spesso si parla di eccesso di dirigenti per poi dire che c'è un eccesso di impiegati e poi un eccesso di operai, per cui non conviene forse a certi sindacalisti cavalcare questa tigre, che è anche una tigre un po' spelacchiata. Infine, come ultima considerazione, devo dire che mi stupisce che i sindacalisti non si siano resi conto che oggi ci sono più impiegati che operai, per la semplicissima ragione che tutta una serie di lavorazioni del ciclo di Ansaldo, che una volta le facevano gli operai col martello e gli altri attrezzi, adesso li fanno i computer, per cui per fortuna, dico io, molti operai si sono trasformati in impiegati. Grazie per essere stato con noi e per gli spunti di riflessione a Marco Vezzani. Matteo Agnoletto, Babboleo News, cosa succede in Liguria?